mundezza che hanno mamma che c'è sta. Che fa? Quanta polvere, quanta amarezza. Capo! Capo! Che? A voi! Ma c'è cominciato lo spettacolo? Non ancora, non ancora! Io sono lì stasera. Come poteva cominciare senza Sebastiano Vincelli? E chi è Sebastiano Vincelli? Ma come chi è, signora? Ma il più grande attore d'Italia? Ma che dico d'Italia, dell'Europa? Ma che dico dell'Europa, del mondo? Ma che ma che state dicendo? Io conosco Acchisti, io so. Ah, non lo conosci? No. E allora mantenetevi forti, cara signora. Frate, non facciate attendere questo, perché quello che vi sta succedendo adesso non vi succederà mai più nel corso della vostra vita. Voi avete l'onore di conoscere personalmente il mitico, il superlativo, l'insuperabile Sebastiano Vincelli! Dai, signora, lo so. Tu Vincenzi? Ma come, dove sta? Eccolo qua! Ma vi siete chiamati dritto prima? Ma mi io grande attore! Ma chi lo conosci, chi lo sa? Sto purpa affugato! Purpame! Ma dove ne signora, ma che ne sapete voi di che guai ho passati ultimamente? Sì? Io stavo in una grande compagnia di varietà. Figurate che sta a presentare a mezzogiorno il pubblico che manello sotto braccio così, giusto per prenotare il miglior posto per la rappresentazione della sera! Ma me l'ha già avuto io! Eh sì, perché troppi bis! Facendo troppi bis il cavallo di battaglia mia era diventato proprio un ciuccio! Si era sciangato così, sai, l'ha già emozionato, l'ha già commossa! E per forza, con tutti questi guai che mi avete raccontato, onestamente mi prestano un consiglio. Dite! Sentite a me, acceritemi! Oh, bevuglio! Ma voi avreste pure ragione, cara signora, soltanto che vi devo dire, io purtroppo sono il più grande attore del mondo. Ecco già, ma posso mai morire? No, vi potevo dire, signora, che si recita stasera? Lasciatemi stare, sto come una pazza! Stasera si recita l'Ancillotto, la compagnia non si è presentata! Cazzo, non si fa sta tragedia, stasera la gente ha arrivato teatro. A proposito, ma lei lo potessimo fare un giro? Ma che cosa? La tragedia dell'Ancillotto. Che io so, ma qui sono io tutt'al più per farvi contenta vi vorrei far ascoltare qualche mio monologo impegnato. Ci messo 3 anni per non imparare, Oh, ma come no? Sentite, ho faccio l'Ancillotto e meglio veniate proprio. E voi così trattati, professore? Faccio l'Ancillotto, ma no! Faccio l'Ancillotto, ti rido mio. Quello non c'è problema, già è pronto, tutto a posto. E allora datemi 2 minuti, il tempo che me lo haga trucco, Senza il mio monologo? Senza il vostro monologo? Va bene, mi arrendo. Allora avvertite che tra 5 minuti andrà in scena la grande tragedia dell'Ancillotto nella stupenda interpretazione del grande, del mitico, del ma che ho fatto? Se ne è giù! Sì, ma c'è l'Ancillotto senza un monologo mi! Ti farò vedere, cara signora, ti farò restare a bocca aperta così, Vai, Sebastiano, falla vedere che ragazzi! Che tanto quando è buono ci la mezzanotte non può venire. Signora, ma non lo capito! Ma quanta confidenza, cosa brutta a me! Signora, io sono Sebastiano Vincelli! Vabbè, signor Vermicelli! Ma quale Vermicelli, signora? Vincelli! Ho capito, siete quelli delle pulizie! Che le pulizie? Siete il custode! È un custode! Siete un pompiere! È un pompiere! Ah, ma allora chi siete? Signora, io sono un attore! Ma voi venite con giornali che è schiarato stamattina! Poi cosa? Senti una cosa! Devi passare l'impresario! Ma perché, signora? Tengo una cosa rossa per mano! Sorte la vostra, signora! Devi sapere che tanti anni fa io non sapevo quello che facevo e mi pigliavano marito! No, chi era il marito vostro che sapeva che vuoi passare per pigliare la pure? Con mio marito ci facevano un figlio! Con coraggio! E quando nascette Vercingetorio! Chi è questo Vercingetorio? Gesù è mio figlio! Ah, bello nome, sa? Verci era un creatura! E quest'altro, Berci? Sempre mio figlio, è diminutivo!
arriva. Ah, più piccolina, oggi capito? Era bello, figuratevi che tenevo due occhi così, dove così, la bocca così, che non erano creature. Era mammone! Quando avrete ricette, maronna! Madonna, ma come si può fare? Che si fa più schifo la mamma! Madonna, che bella creatura! E se l'ha scelta su una coppa clinica. A che io non l'ho già visto più. Si scioccaio, povero! Sì, buona creatura, ma sembra una soddisfazione. Figurate, a scuola voleva essere sempre prima. E ciò dice, c'è mamma, a scuola stamattina sta chiusa. Niente. E così mi mettete a faticare come quest'altro non fa scuola. Solo che una mattina, mentre abbiamo cancello la scuola e patapumfata. Caro cancello, e già a di cavolo, io sto al centro della fronte. Wow, quando si dice che a scuola ti trasinde il cervello! E fino allora che si c'è fatto. Ma qua ha fatto, signore? Perché il Torige a diventare un mostro. A diventare un mostro! No, per esempio, no, sta leggendo un libro una volta soltanto. Uè, chi le roba 5 minuti lo sa a memoria. Io poi guardo e penso, ma come ci fatto a fare un figlio così? E che volete, cara signora? Chi l'ognuno è inutile nuoia si fa fortunato. E poi è comico. E ci credo! Volete conoscere? Ma perché sta qua? O tengo il caffè? Ho utilizzato come guinzaggio, signore! Ma mozzalo! Aspettate un momento. Berci, vieni a mamma. No, mamma, ma metti scorno! Metti scuola. Isso! Berci, vieni a mamma. Non ti metti in scuola. No, mamma, ma metti scorno! Va bene, signore, ci provo io, ci so fare. Berci! Berci! Amore tutto! Letto sangue! Aspettate, ci voglio fare in maniera. Berci, vieni a mamma, non ti metti in scuola. Mamma te l'hanno scelto. Ma che ne nasci! Berci, vieni a mamma. Oh, aspetta che venga la contraddetta spezzo di tetto della mamma. Ma venga, mamma, ma venga, sto facendo i dì! Signora, ma mi sta spurcando terra, mo! Ho fatto, mamma! Che hai fatto? Là dietro ci stava un signore dentro un buco che leggevo, io aperto ho fatto pipì là dentro. Madonna! Ma che sta? Ma fatti in da buco sul genitore, e chi le come minimo esce che mesce! E che sta? Berci, mamma, saluto il signore. Signore che sei nei cieli, sempre sia lodata. Insomma, vediamo la vada terra! Berci, mamma, ho visto il signore Campo, guarda un po', dice che fa l'attore. Signore, non cominciamo però, eh! Io non dico, io faccio l'attore! Monnezza! Costumato come una vincia blonda, capito? Berci, mamma, vieni qua, faccio vedere come sei fecondo. Allora, se 1 più 1 fa 3, 1 più 1 quando fa 3! Ha visto che capo? E tanto c'è sta tutta il Cioè, ti volevo far sentire pure la paesina, ma non te la faccio sentire più. Scemo, che la casa non mangia, capito? E io la faccio sentire lo stesso. Bastian contrario dorme di giorno, di notte lavora e va d'intorno, mangia l'acqua, beve il pane, carezza il gatto e picchi il cane. Il cane stupidisce, fammi a me il gatto, se il cane ci fa babà, una te ne va alla cena! Signora, è una cosa mai vista! Signora, ma tagliamo a tutti, ma voi perché cercavate questo impresario? Ah sì, mi sono scusata e ci pigliano Ma appuntamento. per fare che? È stato scegliuto per fare una parte in danno film. La partita non filmisso! Berci, mamma, racconto ho fatto un film. Ah, io stavo malata da 8 giorni, non mangiavo da 8 giorni. Eravate a Borga Murino! Ma no, signora, mamma, questa è un'altra cosa, racconto ho fatto un film. Ah, sentimi bene, Monnezza. Tu devi sapere che io e mia mamma l'altro giorno abbiamo girato. Che a un certo punto a mia mamma ci facevano male i calli e si lamentava. Mamma, facci sentire come facevi. Ai che dolore ai calli. Ai che dolore ai calli. Cazzo, fate che di coppia con gli effetti speciali! Hai detto, hai detto fammi vedere i calli, poi hai detto... Hai visto chi ci stava nella stanza? Poi abbiamo trovato una parte e l'abbiamo aperta. E dietro la scrivania assettata, indovini chi ci stava. Ma che ma fa Ci stava, mamma, vota un burro. Ah sì, e Oh,
uno! E chi è? Che le caffè dirmi voi? Ma forse vorrai dire Dario Argento! No, Sossani ti faceva così intelligente! Tanto sei che ti schiattare! Ah, vieni qua, mamma, che è tutto mio, continua. Ha detto, figlio mio, tu sei una rivelazione, vieni, fatto vedere, mamma mia, tu sei una novità, sei un mostro, tu sei un grande mostro. Ha detto, io farò la tua fortuna, vieni con me, io ti tengo 600.000 lire e ti faccio fare la parte principale in dei film. Zombie 1, zombie 2 e zombie 3. Avete visto? Mio figlio è un mostro, tanta soldi può fare 3 zoom. No, ti lasciamo che avessi a fare, non fa foresta Sai una cosa, io quando divento famoso, mi accatto una macchina rossa e mi tocca una fissa. E ti faccio sputare faccio vorrei. Gesù, ma vedete che si passa? Ma non sono asciutto che sei tu! Ma me lo guarda, me lo sei fatto proprio tardi, immagini che prima ora... Uè, bella! Senti, avverti che tra 5 minuti vedranno l'opera del più grande attore del mondo, il mitico, il superlativo, l'insuperabile, il leggendario, il divino, il magnifico, il mietta coppa, Sebastiano Vincioli! E beh, meglio che me ne vada, se no passano in gola che sta bene, noi! Anche tu ne hai fatto! Invece che le vantaggio! Ma chi lo sa? Poi no, ma
Si fida dei signori che fino a ora hanno fatto sto burdello, a stare nuovo zitto e a non rompere scala la gente. Grazie. A con me! E a Sapamano! Se finiscono di fare maiassate. Monnezza! Operazione! È il momento, ricominciate! Pronto? Uè, Davisi, tu! Vuoi la salua? Ma come mi hai chiamato? Sta cominciando lo spettacolo! Ma perché questi due, cazzo? Che la sappiamo che? Ma no! Uè, dammi da già la stai, sta una buona, cani, no? Uè, ciao, che già la stai, ciao. Uè, potevi cominciare? Ma che non ti consiglio? Delitto! Dalma triste negante, io che vo errante per globo, bravo soltanto il cristallino, e più non desio che l'aere puro e celeste. Oh, mondo infame, perché? Perché mi desti natali? No! Signore, questa è l'overture! Ah, ma non fate a nuovo! Vi prego, signori, capisco l'entusiasmo, mi rendo conto che le liriche vi appassionano ed è per questo che sono venuto! Che domanda! Signore, fatemi continuare per favore! Sì, ma parla così, giorno, perché tengo l'appuntamento di Davide. E adesso a cosa mi regali? Continuate, vi prego. Siete divino, premio divino. Fatta un tazzelle! Ma che pubblico caloroso, appassionato! Capuzzata massaruana! Beh, uomo che dal buio dell'oblio ascolti, rimembra orora l'imponibile che altro non puoi. Imperocche di Allaccio, non mi ricordo mai su qua. Imperocche! Imperocche! Giusto! Imperocche di pochezza fatto! Ma non state capendo niente, eh? No! E manchi, ma che ce ne fotte? Imperocche di pochezza fatto! Vaghi nei flutti dell'ignoto destino a Pamocco! Ed ella raggiungessi facendo di un sol corpo un sano e forte italiano a Bocca! Signori, grazie. Naturalmente lo spettacolo non finisce qui, eh? Vi volevo avvertire, cari signori, che stasera c'è stato un inconveniente tecnico, ovvero è sorto un piccolo problema. Praticamente dopo la mia poesia ci doveva essere una compagnia che doveva rappresentare la tragedia dell'Ancillotto. Quanti di voi conoscono l'Ancillotto? Conoscete l'Ancillotto? No! Ma che ce ne fotte? Comunque questa compagnia non è venuta, ma questa non ha la benché minima importanza, in quanto io, in sostituzione, avrei pensato di declamarvi il monologo del principe Hamleto, tratto dall'omonima tragedia del drammaturgo inglese William Shakespeare! Siamo nel castello di Elsinore. Guarda, c'è sto castello! È notte, c'è la nebbia, tanta nebbia fitta che scende dal cielo. Piezzesce, ma che ridotto! Ma perché non è una Questa è una battuta, ma questo è il prologo!
sapete il prologo? Come non ci sono da casa mia? Vai, Gino. Proprio la muzzolana. Ma in queste condizioni il monologo del principe Amleto non si può fare! Va bene, ho capito il tipo di pubblico. Vi canterò una canzone napoletana, Che volete sentire? La campagna di Gigione! Gigione, chi è sto Gigione? Non ci sente che abbiamo mangiato Romeo! Venite a trovare, sto per la vista. Io devo venire a tua testa, venire a zoo! Allora, non mi resta altro che cantarvi una canzone di mia composizione! Ma che me la sta! Ma che va a schifare un zippo! Capisco che questo genere di canzoni non sono di vostro gradimento e allora andiamo sul sicuro. Vi canterò una canzone classica napoletana, drammatica. Mamma tutto! E da favì! E allora, quando ero a Iona, facciamo così, mi è appena arrivato per via Celer un copione dell'Ancillotto